E siamo così giunti alla terza corsa, il premio Ballimos, dotazione di 6.600 euro. È una corsa riservata ai professionisti a reclamare, corsa di ippica nazionale, riservata ad indigeni di 3 anni e che appunto verranno eventualmente reclamati per una cifra di 10.000 euro. La macchina ci indica che è una corsa sul miglio, partenza con l'autostart e in attesa che appunto l'autostart stesso accenda le luci andiamo a leggere il campo dei partenti. Col numero 1 abbiamo Impra Club e Cosimo Cangelosi, con il numero 2 Involved Matley con Alberto Garruto, col numero 3 Imma Ors e Maurizio Cheli, col numero 4 Indaco Dipa e Sandro Miraglia, col 5 Invisibile Cup e Riccardo Pezzatini e a chiudere la prima fila il numero 6 Isotta VV e Roberto Vecchione appena vincitore con Elove BKS. Seconda fila per il numero 7 Indios Barsa Francesco Virzi, con il numero 8 India Lux Antonio Galluccio, con il numero 9 Ines dei Greppi Lorenzo Talpo Junior e con il numero 10 Ilaria Luis e Salvatore Valentino. Si sta formando l'allineamento, ancora assolutamente da completare, i numeri esterni sono ancora lontani, mentre invece sono già completamente a rete sia Impra Club che Involved Matley. La macchina a metà della curva e sta ovviamente prendendo velocità. Ora l'allineamento è assolutamente credibile e completato e quindi la macchina prende velocità e lascia i concorrenti, rimane un po' discosto il 7, rompe il numero 1 di Impra Club e davanti ci va d'impatto Imma Ors. Imma Ors precede a destra il numero 4 di Indaco Dipa, mentre invece al suo interno è rimasto Involved Matley e quindi queste sono le posizioni. Imma Ors ha preso la prima posizione, non credo che avrà intenzione di cederla Indaco Dipa, quindi rimane a destra e segue invece Involved Matley in terza posizione. Poi andiamo a vedere gli altri con il secondo che è rimasto a destra che corrisponde al nome di Invisibile Cup. 1,15, quindi è un leggerissimo strappo iniziale per poi subito prendere in mano per Maurizio Cheli che conduce le operazioni quando arriviamo ai 400 metri e c'è un altro 15 un po' più abbondante, 15,2, ma comunque non c'è grande velocità, tanto sì che appunto le posizioni ovviamente si delineano in maniera assolutamente consolidata. Quindi abbiamo una coppia davanti con Maurizio Cheli e Imma Orsi, con a destra Indaco Dipa e poi abbiamo ancora Involved Matley con alla sua destra il numero 5 di Invisibile Cup. Siamo davanti alle tribune e la situazione è rimasta sempre quella. Ha preso la via dall'esterno anche Isotta VV, 1, 1 e 2 per gli 800 metri. E Maurizio Cheli continua a condurre con grandissima calma, cerca di portare il cronometro dalla sua e in questo momento incomincia un po' ad accelerare quando stiamo per arrivare al chilometro che viene in questo momento raggiunto e la velocità di percorso è 1,16,6, la media chilometrica. Indaco Dipa rimane a destra ma in questo momento è sollecitato dal suo interprete Sandro Miraglia per una maggiore pressione. La cosa si sta realizzando a destra, incomincia a diventare pericoloso in terza ruota anche Invisibile Cup, 15,2 per la retta delle scuderie, è in difficoltà Imma Ors e sfonda in questo momento Indaco Dipa che si mette in prima posizione ma è già arrivato, sta già arrivando Invisibile Cup con Riccardo Pezzatini, mentre dietro di loro c'è qualcuno che si muove nell'ombra. Indaco Dipa chiude la curva in 15,7, non stiamo andando troppo forte ma il più veloce in questo momento è Invisibile Cup che va via bene, ci prova Ines dei Greppi con Lorenzo Talpo in open stretch, Invisibile Cup, Ines dei Greppi è Invisibile Cup che se la porta a casa, 1,16,6, 2,3,1 a difendersi dal tentativo in open stretch di Ines dei Greppi che prende la seconda posizione precedendo Indaco Dipa che è stato protagonista della corsa ma alla fine ha pagato scotto di un percorso tutto a destra, quindi merito a Indaco Dipa ma soprattutto applausi a Invisibile Cup, Riccardo Pezzatini come training e come driver di questa corsa e anche proprietario, quindi tripletta per Riccardo Pezzatini che porta al successo questo castrone di 3 anni da Ginger Up e Alessandra Lux.